Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Liguria diventa per 2 giorni il centro del confronto nazionale sulla sanità. Oggi e domani ai magazzini del Cotone di Genova si svolge G19+2 Sanità, Regioni a confronto, il forum che mette allo stesso tavolo istituzioni nazionali, locali, professionisti, cittadini e imprese sul futuro del servizio sanitario. Un confronto sulle sfide e le opportunità che la trasformazione tecnologica può offrire al territorio. È questo il cuore di L'Italia verso il futuro digitale, ospitato oggi nella sede di Liguria Digitale agli Erzelli. L'evento è stata un'occasione per fare il punto sull'evoluzione del protocollo d'intesa su Supercalcolo e IA Factory. Nato con 13 soggetti firmatari, il protocollo ha registrato una crescita straordinaria, raggiungendo oggi quota 5.142 aderenti. Per il 2026 Regione Liguria stanzia 15,5 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità, patologie psichiatriche o AIDS che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il contributo aiuta a coprire i costi dei servizi sociosanitari, residenziali e semiresidenziali, alleggerendo il peso economico per gli utenti e le loro famiglie. Liguria ai vertici dell'export nazionale. A rilevarlo è l'Istat, che registra nel primo trimestre dell'anno una crescita regionale del 20,8% rispetto al 2025. Sono terminati a Bonassola i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale per un valore complessivo di 700.000 euro. I lavori hanno riguardato la via Roma e il collegamento tra la SP42 e la frazione di Montaretto, migliorando la mobilità locale e i collegamenti con il territorio provinciale.